Buonasera. Pochi eletti, c'è una premessa da fare. Sappiamo benissimo che contro una partita di calcio la vittoria per i festival è persa in partenza. Ci sono altre concomitanze che remano contro un evento come questo, ci sono molte sovrapposizioni, molti eventi dappertutto, credo che questo sia il più affollato. Comunque abbiamo deciso, ovviamente il sospetto ci è venuto, sappiamo benissimo che c'è questo campionato di calcio, ma abbiamo deciso deliberatamente di non annullare nessun evento perché siamo convinti che sia giusto che chiunque si sia prenotato a uno di questi eventi, fossero anche soltanto 2 spettatori, è giusto che possano goderne. Questo è un evento importante, tra l'altro, a cui noi teniamo moltissimo, la parte che ci spetta. Ci sono 3 donne qui, 3 donne che voglio nominare in ordine alfabetico. Sergia Adamo è docente di letterature comparate all'Università di Trieste, di teoria della letteratura. Si è occupata moltissimo del fenomeno del femminismo, ha tradotto i mostri sacri del femminismo, Spivak e Butler, e coordina il Centro di ricerca per gli studi di genere dell'Università di Trieste. Voglio citare la sua ultima pubblicazione, Non esiste solo il maschile, teorie e pratiche per un linguaggio non discriminatorio da un punto di vista di genere. È una pubblicazione del 19, recente dunque. Un'altra donna, scusatevi, devo dare le spalle, ma la regia mi chiede di stare nel mezzo. Un'altra donna sul palco è Cristina Compagno, che molti di voi ovviamente conoscono perché è un'economista ed è stata rettrice dell'Università di Udine dal 2008 al 2013. Si occupa soprattutto dei temi dell'innovazione e ha ricoperto, è una delle donne che hanno ricoperto posizioni di vertice in molte istituzioni importanti. Abbiamo il piacere di avere qui per la prima volta Cecilia Robustelli, che è una linguista che è docente all'Università di Modena e Reggio Emilia e collabora sia con l'Accademia della Crusca che con l'Enciclopedia Treccani, che con l'Enciclopedia Italiana. Direi che e si occupa soprattutto della correzione, diciamo così, del linguaggio per quanto riguarda la discriminazione di genere nell'amministrazione anche. Fondamentale direi citare almeno questo suo volume, Lingua italiana e questioni di genere, riflessi linguistici di un mutamento socioculturale del 18. Grazie, ringrazio moltissimo. Peccato che poche persone possano ascoltare questo dibattito che per noi è veramente molto importante. Grazie, buon ascolto. Bene, grazie a Vicino Lontano per aver voluto fortemente, come avete sentito, dedicare una riflessione a questo tipo particolare di distanza che è la distanza tra uomini e donne. Sembra una banalità, sembra qualcosa di cui sappiamo tutto e in realtà non è così. Abbiamo ancora tante riflessioni da fare, abbiamo ancora tante informazioni da raccogliere, su cui ragionare. Siamo qui questa sera proprio per questo, per capire in che cosa consiste questa distanza. È una distanza che non si affronta da un solo punto di vista. È un problema per cui la metà che spetta ad una metà, anzi qualcosa di più della metà del genere umano è ancora lontana. Riusciamo a vederla eppure ci separa da tutto questo un soffitto di cristallo che non riusciamo a scalfire. Questa sera ci interrogheremo sul perché. Ci interrogheremo sulla situazione a cui ci troviamo di fronte e proveremo anche a interrogarci sui modi in cui si può superare tutto questo, come possiamo
ridurre perlomeno questa distanza e auspicabilmente annullarla, perché veramente è venuto il momento di ragionare in questi termini. Lo faremo, come avete sentito, da una pluralità di prospettive. L'idea di questo incontro è proprio che non si possa affrontare l'argomento soltanto da un punto di vista, che siano necessarie tante competenze, tante riflessioni, tanti angoli e anche tante misure da prendere per poter affrontare quello che appunto definiamo decisamente qui come un problema. Partiamo però dai dati, dai numeri, dalle cifre, da lì che vogliamo iniziare a ragionare. La distanza esiste, la distanza è davanti ai nostri occhi, i numeri, le statistiche, le cifre parlano chiaro e abbiamo appunto qui la fortuna questa sera di poterne parlare con un'esperta come Cristiana Compagno, con una economista, come avete sentito lei è proprio docente di economia e gestione delle imprese e volevo chiedere proprio a lei appunto quali sono questi dati, quali sono questi numeri. Abbiamo ragione di parlare di distanze? È una domanda retorica, come avete capito, siamo profondamente convinte che di distanze si debba parlare, però facciamo parlare appunto anche i numeri, ma non solo i numeri in generale, anche e soprattutto i numeri più recenti, quelli che hanno allargato la forbice di queste distanze durante e soprattutto dopo la pandemia. Che cosa sta succedendo attorno a noi? Parliamone. Sergia, qui il discorso, se contestualizziamo sulla pandemia, il discorso diventa abbastanza importante e urgente da affrontare. Dalle ricerche che sono state fatte, dagli studi che sono stati fatti dal Fondo Monetario Internazionale e dal World Economic Forum, che hanno prodotto dei report Global Gender Gap, risulta che per effetto della pandemia sostanzialmente siamo arretrate in termini di parità di genere di almeno una generazione. Mi spiego meglio. Qual è il livello globale di gender gap? Il gender gap indica la distanza che separa i due generi in termini di possibilità di accesso e in termini di prospettiva in diversi settori. Questo Global Gender Gap, quindi a livello mondiale, e lo studio è stato fatto su 156 paesi, è pari al 68%. Teniamo presente che la parità di genere si calcola al 100%, quindi il 68% c'è ancora molta strada da fare. Quanta strada da fare? Le stime del World Economic Forum sono che sostanzialmente di questo ritmo, così come è emerso nel 2020 e anche nel primo semestre del 2021, ci vorranno almeno 135 anni per raggiungere la parità di genere nei diversi settori. Nel report dell'anno scorso, ogni anno il World Economic Forum genera questo report sul gender gap, erano solo 99 anni. Capite che con l'evento della pandemia siamo arretrate in termini di distanza di accesso, distanza di accesso, disparità di accesso, ineguaglianza di accesso. Gli ambiti che vengono esaminati distintamente sono 4 ed è molto interessante vedere la dinamica di questi ambiti. Innanzitutto il primo ambito, quello che preoccupa maggiormente e che ha avuto un arretramento importantissimo, è l'ambito dell'economia, l'accesso al mercato del lavoro, sia in termini quantitativi, cioè quante donne entrano nel mercato del lavoro, sia in termini qualitativi, come permangono nel mercato del lavoro. Questo è il primo ambito, l'ambito economico, che viene studiato. Il secondo ambito è l'istruzione, la politica, cioè l'orientamento alla leadership politica femminile, quante donne entrano in politica, ed infine la salute.
4 ambiti importanti, ogni paese viene posizionato in questi ambiti in relazione alle disparità che esistono fra i generi e quindi i punteggi sono diversi a seconda degli ambiti per ciascun paese. Bene, l'Italia in tutti e 4 gli ambiti mediamente sostanzialmente si trova nella 63esima posizione su 156 paesi, ma questo è il dato, per quanto riguarda l'accesso all'economia, quindi parliamo di disparità di genere, di distanza, di diseguaglianza, di iniquità, no? Per quanto riguarda il mercato del lavoro e l'economia, qui siamo al 116° posto, siamo crollate di 14 punti percentuali e questo è il problema più grave che si è verificato anche durante la pandemia, quindi un arretramento importante. Dunque questa è stata una crisi, come sappiamo tutti, molto grande da diversi punti di vista, la grande crisi post-bellica. Una crisi che riguardava l'occupazione anche in termini importanti c'è stata nel 2008. Come sappiamo nel 2008 c'è stata una forte crisi finanziaria che deriva sostanzialmente dagli Stati Uniti per un insieme di motivi che non approfondiamo o non ricordiamo qui. In quel momento le crisi occupazionali hanno interessato settori finanza e industria, cioè fenomeni e settori a dominanza maschile. In quel momento l'occupazione femminile è rimasta più o meno stabile e ha compensato, ha assicurato il trend familiari laddove gli uomini perdevano notevolmente posizioni. In questo caso, come sappiamo, il Covid questa crisi ha drammaticamente colpito il settore dei servizi, il settore del commercio, il settore della ristorazione, settori cioè a dominanza femminile. Già la donna è vulnerabile nel mondo del lavoro, questa crisi ha colpito maggiormente le donne in quanto prevalentemente occupate in questi settori e le ha rese quanto più vulnerabili. Accanto a questo, la pandemia ha prodotto un notevole carico di lavoro domestico e di cura. Lavoro domestico di cura che non si è distribuito simmetricamente fra i 2 generi, ma che, soprattutto per quanto riguarda l'Italia, per il 70%, si è conclusa recentemente una bella ricerca a livello europeo, per quanto riguarda l'Italia per il 70% si è concentrato sulle donne. Quindi ecco, questo spiega l'arretramento. Certamente l'Italia partiva da una situazione strutturale debole, ancora eravamo e siamo il fanalino di coda dell'Europa, dopo di noi solo Cipro, per quanto riguarda il mercato del lavoro e per quanto riguarda l'economia. Parlavo di elementi quantitativi, quindi meno di una donna su 2 lavora in Italia. Dal punto di vista qualitativo, oltre il 50% dei contratti più precari e più temporanei sono destinati alle donne. E un altro elemento molto importante è quello che viene definito il gender payback, cioè in sostanza la differenza salariale stipendiale che esiste in tutta Europa, ma in particolare in Italia, fra i 2 generi, quindi fra uomo e donna, per le stesse posizioni lavorative. L'Italia, è stato denunciato dal World Economic Forum, ha un gap, un payback di circa l'11%. Questo è molto importante, questi sono elementi qualitativi della vita lavorativa della donna.
Un altro elemento qualitativo che voglio rilevare, ma voglio rilevarlo perché l'ho visto personalmente, perché lo si nota, è una sorta di segregazione verticale del lavoro, cioè in sostanza la difficoltà, soprattutto dopo un primo figlio, con la maternità, di fare carriera. E quindi l'accesso, no, questi soffitti di cristallo, no, di cui si parla, irraggiungibili. Insomma, in Italia i livelli manageriali per quanto riguarda le società private sono coperte solo per il 20% da donne. Ora, una considerazione, ci sono diverse considerazioni da fare. Dal 2000 le donne sono più istruite degli uomini, ovvero ci sono più donne laureate che uomini laureati. Questo ormai è un dato statistico stabile e un trend crescente. Le donne quindi rappresentano, poi le università ormai sono rosa, cioè le donne, anche all'Università di Udine, che ha appena chiuso il bilancio di genere, ci sono il 52-53% è fatta da donne. Le donne sono più laureate, più istruite, un maggior numero di laureate a livello nazionale, più internazionalizzate, quelle propense alla mobilità durante il percorso di studi, che mediamente svolgono regolarmente, senza ritardi, cicli di studi perfetti, con medie stabilmente più alte. Quindi un capitale umano ed una risorsa di talenti che supera il 50% della popolazione, che evidentemente deve essere mobilitato per migliorare i processi di selezione delle risorse umane nei diversi centri decisionali e deve essere mobilitato per rendere davvero operativo e vero il piano nazionale di rilancio e resilienza, e deve essere mobilitato affinché i fondi del Recovery Fund, i 190 miliardi di euro destinati all'Italia, possano essere allocati in modo efficiente. Senza uno sforzo importante primario, l'ha sottolineato Mattarella ieri, il Draghi lo dice continuamente, senza uno sforzo in questa direzione evidentemente non siamo in grado di creare quel valore aggiunto che saremmo in grado di creare mobilitando quei talenti silenziosi e apparentemente inoperosi che rimangono ai margini della nostra società. Ecco, mi sembra che più chiaro di così, appunto, non ci possono essere dubbi su quello di cui stiamo parlando. Però c'è ancora appunto da discutere che cosa fare, no? Come porsi di fronte a tutto questo, come superare una situazione di questo tipo, come fare in modo appunto che quelle studentesse che sono così brillanti, che arrivano alla laurea prima dei loro colleghi uomini, poi per esempio entrano nel mondo del lavoro molto più tardi, appunto con un pay gap sempre più significativo che poi si acuisce nel corso della loro carriera lavorativa. Come diceva adesso Cristiana Compagno, c'è un problema di perdita di talenti, di perdita di possibilità. Abbiamo davanti appunto un piano nazionale, le istituzioni, perlomeno per quanto riguarda le dichiarazioni di principio dello Stato italiano, sembrano pronte ad affrontare tutto questo. E sicuramente c'è bisogno, no? Delle istituzioni, di istituzioni presenti, consapevoli, che si dichiarino da questo punto di vista, che facciano delle dichiarazioni aperte di intenti, e che però appunto queste dichiarazioni non restino soltanto quello che in inglese si chiama lip service, no? Come quando si ripete qualcosa soltanto perché è un discorso che è in circolo e che poi magari non porta a nulla. Però ecco, c'è anche tutto un elemento che sta dietro, c'è tutta una dimensione che sta dietro a tutto questo, e che è quella che io chiamerei, quella di cui io mi occupo poi di fatto, dell'immaginario. Ci sono i dati, ci sono le cifre, ci sono i numeri,
E però ci sono appunto poi quelle sottili discriminazioni che vengono da molto lontano e che è molto difficile non solo denunciare, ma anche proprio individuare, cercare di capire dove stanno, come funzionano. Quindi c'è tutto un lavoro da fare anche da quel punto di vista, un lavoro forse meno semplice perché non ha delle linee già definite, ma che è fondamentale. E un aspetto di tutto questo che non può essere trascurato è quello strumento che abbiamo a disposizione per raccontare il nostro stare al mondo, che è il linguaggio. Partiamo proprio da quello che ci forma, nel modo in cui ci raccontiamo, nel modo in cui ci presentiamo, la lingua che abbiamo a disposizione, le parole che abbiamo nelle nostre mani, nelle nostre bocche, per dare forma alla realtà che ci circonda e per immaginare il futuro che vorremmo, il futuro senza questa distanza di cui stiamo parlando. Abbiamo appunto qui la fortuna questa sera di avere con noi Cecilia Robustelli, che in Italia è stata davvero la prima a impostare un discorso fondamentale sulla presenza, sulla visibilità del femminile e dunque della realtà delle donne nel linguaggio. Su questo poi ci sono sempre una serie di obiezioni che arrivano, no? Ma non è una cosa importante, ci sono ben altri problemi, no? Ci sono ben altre cose. Il benaltrismo qui la fa da padrone di solito quando si iniziano questi discorsi. E invece no, ci sono ben altre cose, ma tra queste ben altre sicuramente c'è anche il linguaggio che ci consente con una minima attenzione quotidiana, un esercizio che facciamo ogni giorno nel modo in cui parliamo, di in qualche modo di rimettere ordine nei nostri pensieri, nelle nostre visioni del mondo. Dico, vorrei chiedere a Cecilia Robustelli, lei che è stata veramente la fautrice in Italia da tanti punti di vista, quella che ha portato avanti questo discorso e che è riuscita anche a interloquire con le istituzioni su questo, vorrei proprio chiedere a lei che cosa facciamo con le parole quando diciamo il femminile, quando facciamo vedere questo femminile attraverso la lingua, Cecilia. Quando parliamo di donne è sempre un problema, ma io non voglio cadere nello stereotipo che state pensando. Parlare di donne è sempre un problema perché non ci si convince ancora che il lungo percorso socioculturale compiuto dalle donne, lo stesso percorso per il quale adesso le ragazze all'università presentano quei comportamenti eccellenti che sono stati appena descritti, dicevo che queste donne e il loro percorso deve essere comunicato, deve essere riflesso nella lingua, mentre la lingua che usiamo è una lingua ancorata a abitudini, usi, nati da una tradizione in cui questo lungo percorso, sì, era già iniziato, perché sono secoli che le donne vanno avanti e cercano di guadagnare posizioni. Ma, dicevo, questo percorso era già iniziato, ma era rimasto nascosto. E tutt'oggi è nascosto nelle pieghe della lingua. Metto subito sul tavolo quella che è la questione più nota e anche più dibattuta a tantissimi livelli. Si va dal livello lecito della discussione al bar agli studi scientifici, ma permetterete che fra questi due poli, insomma, c'è una differenza di risultati e una differenza di metodi. E la questione è quella dell'uso dei termini femminili per indicare professioni cosiddette prestigiose o considerate tali e ruoli istituzionali ricoperti da donne. Ed è una questione appunto che riceve un'attenzione carsica. Penso che questo aggettivo sia abbastanza noto in questa regione e non ci sia bisogno di spiegarlo. Perché carsica? Perché periodicamente, in base alla temperie culturale, in base al momento politico, che poi è un riflesso e un'emanazione della cultura, in base al contesto, alla situazione, a quello che accade, torna alla luce. E allora lo si ridibatte, poi riscompare e purtroppo cala il silenzio sul potenziale costruttivo del modello di donna e di uomo che permette di costruire la lingua. Perché discutere sulla questione si dice ministro, si dice ministra,
non ha gran senso se non lo si inserisce in una riflessione su quello che indica ministro e ministra, sull'immagine mentale che viene costruita dall'uso della lingua. Molto spesso noi usiamo termini diversi per indicare non lo stesso concetto, ma lo stesso referente, la stessa cosa. Io penso sempre ai termini che si usano per indicare a volte il cavallo, per esempio. Lo si può chiamare destriero, cavallo, ronzino, eccetera. In questo caso noi siamo di fronte a scelte lessicali che si basano sulla realtà. Per noi un cavallo può sembrare un ronzino e così chiamarlo, oppure può sembrare semplicemente un cavallo e non lo si connota in modo particolare. Ma quando si parla di genere grammaticale maschile o femminile, lì la questione è diversa. Non si fa una scelta di lessico, ma si fa una scelta di, uso una parola tecnica, una scelta morfolessicale, cioè una scelta che riguarda la forma della parola, la forma che la parola ha fra le parole che noi usiamo, ma anche una scelta che interviene appunto nella costruzione del nostro modello. E questo perché le desinenze grammaticali in italiano, ma non solo in italiano, anche in francese, in moltissime lingue romanze e non solo romanze, le desinenze grammaticali hanno una funzione che non è sovrapponibile, cioè la desinenza maschile e la desinenza femminile hanno una funzione diversa. Quando ci si riferisce agli esseri umani, c'è una lunghissima tradizione che non è nata adesso, non è nata neanche con il femminismo, che pure ha avuto una parte fondamentale nel portarla alla luce, e non è nata neanche con l'italiano antico, e neanche con il latino, e neanche con il greco. Lo troviamo anche in sanscrito. Ecco, l'uso delle desinenze grammaticali ci permette di riconoscere il numero, ragazzo, ragazza, ragazzi, ragazze, e non vi aspettate che dica genere, e il sesso. Il genere grammaticale è stato usato fin dalle lingue più antiche per classificare, era un semplicissimo strumento classificatorio, per classificare dapprima se si parlava di cose o di persone o di animali. Noi diciamo tecnicamente di esseri animati o di esseri inanimati. E poi se si classificavano questi esseri come maschi o come femmine. Perché? Perché fin dalle società primissime, più antiche società, la classificazione dal punto di vista del sesso era importante per le necessità dell'epoca. Allora, questa distinzione è rimasta. E oggi, se voi pensate a un termine come prefetto, sicuramente pensate a un uomo, e se io dico prefetta, sicuramente pensate a una donna. Quindi abbiamo un uso del genere grammaticale che comincia a costruire un modello di genere. Allora, se io in un'aula universitaria, con le quali tutte e tre abbiamo una certa familiarità, parlando, come spesso succede, delle prospettive professionali di chi frequenta un corso universitario, cominciamo a parlare della possibilità che uno studente raggiunga livelli molto alti, come potrebbe essere per esempio un chirurgo robotico oggi, oppure un ingegnere biomedico, o anche un avvocato o altre professioni magari ancora più all'avanguardia, usando il genere grammaticale maschile, l'immagine che si forma nella nostra testa e nella testa delle studentesse e degli studenti che sono davanti a noi è quella di un uomo. Davanti a tutto questo ci può essere una posizione benaltrista, sì, ma c'è ben altro. Ben altro c'è sempre. Di qualsiasi argomento si parli, c'è sempre il ben altro. Anche davanti all'economia ci può essere ben altro se siamo in una situazione contingente che richiede di discutere un altro argomento. Quindi questo lo mettiamo da parte. Ma la costruzione dell'immaginario e la costruzione dei modelli pesa pesantemente veramente sulla crescita
delle giovani generazioni e pesa sulla considerazione di coloro che giovani non lo sono più, ma magari intervengono nella gestione di quell'attività che concorre pesantemente, anche questo amo l'aggettivo pesantemente, che concorre a rendere difficile l'ammissione delle donne nelle cerchie più alte, e cioè il potere, perché è la rappresentazione delle donne e degli uomini in luoghi di potere, entrambi in luoghi di potere, è una rappresentazione molto pericolosa. Allora, quando si parla ancora una volta di forme femminili, non si deve pensare a loro come un'alternativa rispetto a quelle femminili. Se pensate, la mia collega Adamo diceva che bisogna fare attenzione, no? Se ascoltate alla televisione, spesso succede questa oscillazione nell'uso di ministro, ministra, di deputato e deputata. Se vi fermate un attimo a sentire magari pronunciare il nome del deputato Bonetti, ora in questo caso deputato qualsiasi cognome, vi renderete conto che il vostro pensiero vi indirizza verso un'interpretazione in senso maschile e non femminile. Tutte le altre obiezioni che ci possono essere riguardo all'uso di questi termini, che vanno dal non mi piace, all'è brutto, al siamo abituati così, al sussiegoso perché risente di qualche orecchiamento grammaticale, ma assolutamente privo di senso. Dicevo al sussiegoso, ma tanto il maschile vale come il neutro, che non è assolutamente vero. Ecco, tutte queste obiezioni sono sovrastrutture costruite soltanto per impedire che il modello oggi reale, costruito dalle stesse donne che sono state ricordate poc'anzi e provato dalla loro esistenza, dicevo, sono tutte sovrastrutture fatte perché queste posizioni non vengano a costituire dei modelli e non testimonino questo lungo percorso. La questione, ho detto all'inizio, ha una lunga storia e per mettere un punto fermo in tempi molto vicini sono appena 30 anni che le storture, le dissimmetrie, cioè gli usi non uguali, non paritari della lingua nei confronti delle donne sono stati portati alla ribalta dalla linguista notissima Alma Sabatini nel suo volume Il sessismo della lingua italiana, che forse questa è una nozione un po' meno diffusa, che è stato pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quindi vedete che c'è un intreccio fra uso della lingua, riconoscimento di modelli, possibilità della linguistica, ma anche intervento istituzionale per prendere atto di questo cambiamento. È un intervento istituzionale che però ha avuto, quello sì, un intervento estremamente carsico. Fino a quando? Fino a quando, secondo me un altro punto fermo, è il 2013, quando una comunicazione, anzi una direttiva del Parlamento europeo contro gli stereotipi di genere, quindi contro la rappresentazione, la modellizzazione della donna secondo parametri discriminanti, non posso aprire la parentesi delle immagini, ma forse non ce n'è neanche bisogno, dicevo, quando la rappresentazione della donna secondo parametri discriminanti portò finalmente le istituzioni europee a riconoscere ufficialmente la presenza degli stereotipi, quindi di queste descrizioni in genere negative, diminutive, della donna che pervadono la nostra lingua e che pervadono le nostre istituzioni, perché quello che dovrebbe essere il linguaggio più imparziale, diciamo così, più rappresentativo delle donne e degli uomini, il linguaggio della giustizia, il linguaggio giuridico, è pieno di stereotipi.
E si è cominciato a lavorare su questo e l'Italia, con il suo piano straordinario contro la violenza di genere del 2015, ha dato indicazioni precise per questo. La legge 107/2015, la buona scuola, con il suo famoso comma 16 dell'articolo 1, in cui si parla della necessità di introdurre la riflessione sulla parità e sulle pari opportunità nelle scuole, nasce proprio da questa direttiva del Parlamento europeo. Oggi la riflessione dall'uso dei femminili potrebbe essere allargata stasera a moltissimi altri campi, ma mi fermo qui e dal momento che ho accanto la curatrice di un volume molto interessante, perché dà proprio una rassegna della discriminazione della donna attraverso la lingua, Sergia Adamo, io vi rimando al suo libro, appunto, che si intitola Non esiste solo il maschile, e di cui ricordo anche l'interesse concreto da parte di rappresentanti delle istituzioni. Ho visto che stasera c'è Fabiana Martini tra noi, che è stata vice sindaca di Trieste e che è intervenuta su questo punto. Quindi dicevo, da questa breve inquadratura, fotografia dei problemi che circondano l'uso del femminile, assolutamente falsi problemi, potremmo affrontare tanti campi. Ho ricordato quello giuridico e oggi si parla e si scrive soprattutto di stereotipi e pregiudizi a livello scientifico attraverso studi, per esempio, sulla rappresentazione giuridica e mediatica, perché i media sono fondamentali, per fortuna e ahimè, in questa rappresentazione, la rappresentazione anche mediatica della violenza di genere. Qual è il nesso tra linguaggio e violenza di genere? C'è un rapporto? Forse quello lo vedremo dopo. Intanto però cito volentieri questa ricerca a cura della professoressa Flaminia Saccà, che parlerà domattina e che stasera è con noi, per dimostrare come, ancora una volta, dietro i termini femminili c'è molto di più. Decisamente. Grazie. C'è molto di più e anche appunto avete visto nella generosità di Cecilia Robustelli, che ha ricordato il fatto che c'è una rete di persone, di riflessioni, di possibilità, e come stiamo facendo questa sera appunto è veramente l'intreccio di queste prospettive, di questi sguardi che ci consente di costruire un discorso comune. Il linguaggio però è veramente un punto di partenza, un punto di partenza e un punto di arrivo. Forse oggi non siamo più, Cecilia, correggimi se sbaglio, a quel livello in cui il sindaco è incinta, no? In cui sui giornali si leggeva il sindaco è incinta. Forse la sindaca oggi, grazie appunto a donne che hanno e stanno ricoprendo queste cariche. Però, lo dicevo stamattina, ho letto recentemente, qualche mese fa, su un giornale locale, è morto il marito dell'assessore, laddove era un'assessora, e dunque ecco, possono tuttora capitare casi di... La grammatica italiana ci consente, ci chiede, è a nostra disposizione per dare visibilità a questo femminile che esiste, a un mondo di donne che hanno sempre più bisogno appunto di far parte della nostra società, del nostro presente e soprattutto del nostro futuro. E volevo sottolineare tante cose tra quelle che ho sentito, soprattutto, ecco, quello che ci ha detto prima Cristiana Compagno veramente andrebbe etichettato sotto la definizione di dissimmetria. Pensate, mi è capitato una volta, c'era appunto Fabiana Martini presente, che è già stata citata, a un corso per giornalisti, soprattutto giornalisti e qualche giornalista, di usare il termine dissimmetria a proposito di questo, di essere stata criticata dicendo che no, queste sono asimmetrie, non sono dissimmetrie. Invece è giusto rivendicare il fatto che queste asimmetrie hanno una connotazione negativa, un prefisso dis, no, dal greco, che ci dice che c'è qualcosa che non va. È una questione di giustizia o ingiustizia, di equità o non di equità, è una questione di una società che vuole guardare avanti oppure rimanere appunto chiusa in se stessa. E ecco, io volevo proprio restare su questa questione del linguaggio perché
Sì, abbiamo detto, l'obiezione che viene fatta più spesso è quella del benaltrismo. Stavo rileggendo in questi giorni proprio le raccomandazioni di Alma Sabattini, 1987, come ha detto Cecilia Ropustelli, e presidenza del Consiglio dei Ministri. Quindi c'è una storia che poi si è in qualche modo interrotta o si è inabissata, no? Come un fiume carsico. E già nel 1987 Alma Sabattini rispondeva alle obiezioni di benaltrismo. C'è proprio una frase in cui lei dice: quando ci viene detto appunto ci sono ben altre questioni su cui spendere le nostre energie, e Alma Sabattini dice: ma le energie si moltiplicano. Nel momento in cui le energie si mettono in una causa in cui si crede, in una causa che è importante per tutti e per tutte, le energie non si settorializzano, non si incanano, non si consumano, appunto, si moltiplicano. Quindi non è vero che il fatto che ci siano ben altre cose porti via energie a quello che invece appunto è una questione strutturale e assolutamente fondamentale. L'altra obiezione che viene spesso fatta è che questo poi viene appunto dalla Comunità Europea, dall'Unione Europea, dalle istituzioni internazionali, poi ritorneremo su questo punto perché comunque è importante, dove tutto questo è più semplice, mentre in italiano è più difficile, no? Non è vero, perché ogni lingua, correggimi se sbaglio, ha il suo modo di esprimere questo posizionamento rispetto al maschile e al femminile. Dice in inglese è più facile perché non ci sono le desinenze, in inglese ci sono i pronomi. E sappiamo che per esempio adesso nel mondo anglosassone c'è un dibattito enorme sull'uso dei pronomi. Dunque, ecco, ci sono tante obiezioni che sento magari aleggiare tra il pubblico e cominciamo subito a metterle da parte. Però restiamo sul linguaggio. Sì, no, non ti volevo interrompere, però volevo intervenire su una cosa che hai detto adesso per fare un caveat, cioè per mettere un po' in guardia chi ci ascolta. Perché il linguaggio è uno degli strumenti su cui è più facile inventare. Ah, certo. Inventare in nome di che cosa? In nome del fatto che la lingua la parlo io e io posso dire quello che voglio. Per quanto riguarda l'uso della lingua sessista, diciamo così, questa è una convinzione che ha fatto dei danni incredibili. Certo che la lingua possiamo usarla come ci pare, ma fino a un certo punto, perché la lingua ha delle regole. Ora, l'uso del genere femminile per le donne è una caratteristica richiesta addirittura dal sistema della lingua per comunicare. Se non lo si usa, il messaggio che passa è quantomeno confuso. E questo ci ha dato esempi anche Sergia. Certo, un pochino bisogna conoscere come funziona la lingua. Non si può pretendere non solo di usarla, ma anche di modificarla. E non solo di modificarla, ma anche di proporre le modifiche, sbandierandole e condividendole, se queste non fanno parte del sistema. E in questo caso il linguaggio si presta molto di più appunto all'invenzione di quanto magari una materia come l'economia, dove ci sono dei dati concreti. Allora, perché dico questo? Perché troviamo in giro, fra le varie cose che aleggiano, anche una serie di proposte irricevibili dal punto di vista della linguistica. Avete mai sentito dire, se allora lei si chiama pediatra, io mi chiamo pediatro? Se mi chiama giornalista, io mi chiamo giornalista? Sono affermazioni senza senso, ma sarebbe necessario appunto che quando si seguono le discussioni sui social lo si facesse veramente, ancora una volta ti cito Sergia, facendo attenzione a quello che si legge. La lingua è uno strumento pericolosissimo, perché la lingua, se ben usata, può convincere, può far arrabbiare, può irritare, può placare, può comunicare, può trattenere le idee, può plasmare la mente altrui e quanto meno la si conosce, più è facile farsene travolgere. Questo era un caveat che volevo assolutamente. Faccio un altro intervento a proposito delle istituzioni di cui parlavi te. E io dico sempre questo, lo dico spesso apertamente, prendendomene tutte le responsabilità.
Non è accettabile che figure rappresentative delle nostre istituzioni dichiarino di voler essere definite con un titolo istituzionale maschile. Non è accettabile che la nostra Presidente del Senato, grazie, si faccia chiamare il Presidente e non la Presidente, perché non è una questione di forma, ma veramente di sostanza. Vuol dire non conoscere il dibattito che si è snodato negli anni con grande intervento delle istituzioni sull'uso dei femminili per le donne. Vuol dire negare la rilettura del concetto di parità che per anni e anni ha riflesso la differenza della società patriarcale in termini di maschile contro il femminile. Non rileggerlo in termini di riconoscimento delle differenze tra donne e uomini, lo stesso riconoscimento di differenze che poi porta alle professioni di donne e uomini che hanno dei segmenti di interferenza molto grossi, ma anche le loro peculiarità. Quindi conoscere la lingua un pochino di più credo che sia un dovere prima di insegnare a usarla. Assolutamente. Perfetto. Grazie. E soprattutto c'è un dibattito che ormai ha diversi anni e anche in Italia si è sviluppato grazie appunto a studi come quelli di Cecilia Robustelli, e in questo momento scegliere di non usare il femminile non è più una scelta neutrale, è un'assunzione di responsabilità. Ci si dichiara, no? Non si resta neutrali nel momento in cui si sceglie di non usare il femminile, non è più pensabile. Anche perché è una contravvenzione al sistema della lingua. Noi diciamo figlia, amica, mamma, certo. Professoressa, sarta, cioè non dobbiamo dire avvocata, eccetera. A questo proposito io volevo proprio interpellare Cristiana Compagno, che è stata rettrice dell'Università di Udine dal 2008 al 2013, e volevo proprio chiederle, perché qui appunto c'è la lingua, c'è il sistema, ma ci sono anche poi le esperienze personali, le situazioni. Come ha gestito, come si è trovata rispetto a questa denominazione del suo ruolo? Sorridevo complice quando parlava Cecilia, perché davvero il fatto che rettrici donne all'epoca, adesso fortunatamente stanno avanzando, davvero di università statale ero solo io, e non sapevano come chiamarmi, proprio non riconoscevano il modello. Il modello era irriconoscibile dal punto di vista del linguaggio comune. Quindi uno si avvicina e dice rettora, ho detto non mi suona, reggitrice, perché la reggitrice ovviamente rimanda, no? A un ruolo femminile che regge anche, no? No, poi etimologicamente magari non è così. Insomma, come ultima, perché aiutato, no? Rettrice, proprio non esisteva il modo, le modalità con cui identificare questo ruolo che evidentemente era sconosciuto, ma il linguaggio segue i modelli sociali, ma anche può ostacolare i modelli sociali, perché l'affermazione di modelli sociali laddove riconosci come eccezionale che ci sia una donna rettrice, per cui non entra nel linguaggio comune, non vale la pena mobilitare no, delle desinenze femminili laddove sono delle eccezioni. No? Sì. E questo davvero il punto. Quindi ho sperimentato diciamo, il fatto che non sapevano bene come chiamarmi, magnifico o magnifica. Perché è magnifica, no, cioè, e poi si abbina, no? Era davvero no, una situazione un po' surreale. E comunque è stata un'esperienza esaltante da diversi punti di vista, insomma. Però soprattutto questa difficoltà, no? Questa incertezza ha suscitato in te un'immagine, no? Mi dicevi. Sì, dicevo ecco, prima la creatività del linguaggio. La creatività del linguaggio, dico reggitrice, e quando
appunto ero stata appena proclamata magnifica rettrice, e questo mi dice: complimenti reggitrice, rettore, no? E io ho detto: qui mi sento una portatrice carnica, no? Ma proprio mi ha evocato, no, la fatica di andare contro il linguaggio. Ho detto: non sanno neanche come chiamare una rettrice, che lavoro ci aspetta dal punto di vista dei confronti istituzionali, dal punto di vista del confronto. Io ho pensato alle portatrici carniche, ho detto: io mi sento una portatrice carnica, sono nipote di una portatrice carnica, e insomma, che sono state un esempio di resilienza tutta femminile, di parità di genere affermata sulle montagne. Un breve cenno, allora ho detto, mi sento un breve cenno, insomma, la storia delle portatrici carniche, anche qui modelli non riconosciuti, donne mancanti, no? Amartya Sen, premio Nobel per l'economia nel 98, parla di donne mancanti e di donne sparite, certo con riferimento all'India, ma noi possiamo estendere nel mondo occidentale. Quante donne sono mancate all'appello della storia, quante donne non sono state riconosciute dal punto di vista scientifico, e qui si apre tutta una storia sul Matilda Effect e insomma sulla relazione scienza-donna. Ma ecco, questa cosa delle portatrici carniche, una storia che ancora non è conosciuta, e si sviluppa in un brevissimo arco temporale tra l'ottobre del 1915 e l'agosto del 1917. E in quel momento, prima guerra mondiale, c'era un fronte importantissimo dal punto di vista strategico che andava dalle sorgenti del Piave al Tagliamento, attraversando tutte le valli della Carnia. Questo era il fronte carnico, 32 battaglioni, 12.000 uomini, un fronte considerato strategico dal punto di vista militare, tant'è che era alle dirette dipendenze del Comando Supremo, perché uno sfondamento in un punto qualsiasi dell'area avrebbe permesso agli austriaci di invadere l'Italia. C'era da rifornire il fronte, i 12.000 uomini messi sulle montagne, giovani, disperati, messi sulle montagne, e c'era da rifornirli naturalmente a piedi, portando sulle spalle munizioni, medicinali, alimenti, vestiti. Il Comando Supremo fece un appello alla popolazione civile: abbiamo bisogno di una catena di aiuti che alimenti il fronte. Ma la popolazione civile era composta solo da vecchi, bambini e donne. Le donne risposero immediatamente di sì. E allora, in quel momento, vennero reclutate, si creò un corpo ausiliario di circa pari alla forza di 1.000 soldati, di donne tra i 15 e i 60 anni, che si presentavano ai campi alla mattina, all'alba, e caricavano la gerla, questa grande cesta nella schiena, fino a 40 kg, e quindi partivano, si inerpicavano a raggiera sulle montagne con dislivelli di 1.000-1.200 metri d'estate e d'inverno per raggiungere il fronte e portare gli alimenti. Avevano una disciplina ferrea, non furono mai riconosciute come corpo militare, ma avevano un'autodisciplina enorme, che furono da esempio ai soldati che nelle loro lettere citavano queste portatrici carniche, e salivano, scaricavano tutto, caricavano i feriti, i morti, li trasportavano a valle, scavavano nel cimitero di Timao con le loro mani e seppellivano i morti, portavano i feriti in ospedale dal campo, e poi nel pomeriggio tornavano a casa a vedere dei figli, a vedere gli anziani, a cucinare, e ripartivano all'alba la mattina dopo e si inerpiocavano sulle montagne, e così giorno dopo giorno. Ecco, questa finché vennero anche ammazzate, evidentemente. Questa è una storia che non si conosce ancora del tutto, il valore di queste donne, la resilienza di queste donne, la parità di genere affermata sulle montagne di queste donne. Solo nel 1997, quindi proviamo a pensare quanti anni dopo, Oscar Luigi Scalfaro
consegnò la medaglia al valor militare a una di queste che fu uccisa rientrando dalla montagna per raggiungere i suoi tre bambini. Ecco, queste donne sparite, donne resilienti, donne di valore, donne sparite, non sono mai state scritte se non dopo il 97 nei libri di storia. Sono rimaste confinate nelle lettere dei soldati dal fronte. E questo dà l'idea di quanta strada ci sia ancora da fare, perché oggi donne sparite, donne mancanti, donne non indicate perché manca, non si sa come chiamarle, no? E qui c'è da sottolineare anche il fatto che molte donne devono cioè uscire e accettare di essere chiamate così, perché molte donne non vogliono essere chiamate ingegnera o avvocata, perché suona male, sembri meno importante, e dobbiamo fare tanta strada. Sappiamo, questo, no? perché Che una segretaria non è la stessa cosa di un segretario in un certo tipo di immaginario, no? Eppure sì, ma il modello di prestigio è ancora quello maschile. Beh, insomma, al mantenimento di questo prestigio contribuiscono molto i media, ma non soltanto perché alternano l'uso del femminile e l'uso del maschile per le donne, ma anche perché la nostra televisione nazionale si permette di concordare, ovviamente, un dialogo fra il presentatore e una direttrice d'orchestra davanti a milioni di telespettatori, chiedendo: ma lei come si vuole chiamare? Come, ma lei come si vuole chiamare? Cioè, non c'è proprio domanda. L'italiano ci dice: sono una donna e mi chiamo al femminile. E questa no, questa usa il modello di prestigio maschile. Allora, dietro la lingua c'è di più, certo che c'è molto di più. C'è il mantenimento di una posizione di potere da parte degli uomini. Voglio dire, per fare entrare le donne nei consigli di amministrazione c'è stato bisogno della legge, no? La Golfo Mosca. Certo. Ancora, i bilanci di genere. Abbiamo avuto bisogno di bilanci di genere proprio per rappresentare la presenza delle donne nella economia dei comuni, degli enti e così via. Forse su questo puoi ancora intervenire se vuoi. Il linguaggio di genere, il linguaggio femminile e maschile è ancora indispensabile, anche proprio in usi pratici, per mettere in evidenza la presenza delle donne. Ma questo non si accetta. Un'ultima chiosa. Nel linguaggio giuridico, ma soprattutto nella rappresentazione della violenza di genere, di cui si parlerà domani, l'uso che viene fatto del linguaggio in riferimento alle donne e in riferimento agli uomini che sono i perpetratori della violenza di genere è davvero problematico, perché nella narrazione della violenza esiste una sorta di violenza secondaria, per cui la donna viene rappresentata come una persona che, insomma, tutto sommato è stata oggetto di violenza, sì, ma in un certo senso le sue caratteristiche comportamentali l'hanno avvallata. No, hanno avallato un modello di rapporto patriarcale tra uomo e donna, per cui la rappresentazione tradizionale della donna deve essere mantenuta. Certo, una donna ingegnera, una donna colta, una donna che rappresenta un modello vincente nella società è un po' più difficile da far passare, no? Come... Ma qui ecco il ruolo, mi permetto di intervenire sul discorso delle quote di genere. Che ti chiedevo. Insomma, qui il punto, dobbiamo sottolineare questo, laddove i meccanismi sociali e culturali sono troppo lenti rispetto agli importanti obiettivi di accorciare le distanze, di eliminare le disimmetrie, è necessario mettere dei meccanismi, voglio dire, dei costrutti. Un costrutto sono le quote di genere,
altri possono essere fiscalità specifica per quanto riguarda l'assunzione di donne, gli interventi sulla famiglia, sugli asili nido, sui congedi parentali e soprattutto paterni, e quindi intervenire in modo massiccio su questi elementi che possono aiutare a accorciare le distanze. Insomma, in tutti i paesi dell'Europa del Nord queste misure sono operative, culturalmente operative, e le distanze, le dissimmetrie sono molto, molto ridotte. Quindi andiamo in quella direzione. I report prodotti dal Fondo Monetario Internazionale e dal World Economic Forum chiamano all'azione immediata, non con visioni di lungo termine evidentemente, quindi costrutti da inserire per accelerare dei processi sociali. Qualcuno ha detto le quote, io sono contrario alle quote, sono contro il liberismo economico. Io dico il liberale è fare in modo che le donne partano da piani diversi, attraversino pavimenti sconnessi rispetto agli uomini. Questo è il liberale. Quindi la donna si trova su pavimenti sconnessi, con punti di partenza molto retrocessi rispetto agli uomini e con soffitti di cristallo. Quindi vediamo come dobbiamo alimentare questi meccanismi evolutivi che vanno nella direzione di accorciare le distanze. E parallelamente, con un paragone un po' ardito tra le cosiddette quote rosa, con le linee guida di cui anche molte istituzioni si sono dotate, comunali, provinciali, regionali, anche il MIUR, quello che un tempo, fino alla legislazione scorsa, era il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, si è dotato di linee guida. A che cosa servono le linee guida? Soltanto a cercare di accelerare, di diffondere quel mutamento nell'uso della lingua che abbiamo ormai visto che non è soltanto un mutamento nell'uso di una vocale o di un'altra, ma è un mutamento nel concetto di donna, nella rappresentazione e soprattutto nella costruzione di un modello diverso da quello tradizionale. A questo servono le linee guida, non sono un atto di forza, non sono un'imposizione, voglio sfatare anche questo, non è l'assunzione di una posizione prescrittiva nella lingua, non c'è nessuna prescrizione, c'è soltanto una volontà di inserirsi in uno sforzo interdisciplinare, stasera ne abbiamo avuto la prova, linguistica e economia, comune verso una rappresentazione e quindi una concezione diversa della figura femminile. Sì, è giusto sgombrare il campo, infatti da altre obiezioni che vengono fatte, per esempio appunto voi volete imporci, volete dirci come parlare, come in regimi autoritari, che appunto oppure volete cancellare una tradizione, una storia. E qui stasera abbiamo avuto un esempio di che cosa significa riscrivere una storia, riraccontare una storia proprio attraverso le parole, no? Come l'evocazione di una reggitrice può portare non tanto appunto a un ruolo visto al maschile, ma a una storia dimenticata di portatrici, di donne che stanno dietro, che stanno alle nostre spalle, ma che ci aiutano, no? a guardare avanti. Alice Walker parlava a questo proposito, la grande scrittrice afroamericana, dei giardini delle nostre madri, della necessità di andare a ricercare quello che troviamo nei giardini delle nostre madri, laddove madri non significa necessariamente una linea genealogica, ma significa appunto le donne che sono venute prima di noi, che hanno fatto, hanno detto tante cose, cioè non siamo sguarnite e non siamo sguarniti su questi temi, c'è una tradizione di pensiero che si chiama femminismo, ma che si può chiamare anche in tanti altri modi, che è importante, che esiste e che non viene riconosciuta, che non ha l'autorevolezza di altre tradizioni di pensiero, che ha sempre bisogno di essere riconosciuta, etichettata e che invece è a nostra disposizione. E sarebbe importante, di nuovo, che le istituzioni riconoscessero che parlare di linguaggio, di femminile nel linguaggio, non è l'invenzione, no? Non ci si sveglia la mattina, ma si viene da una linea che ha illustri precedenti, che l'economia appunto si fonda su una visione che fa riferimento a questo anche con
nomi illustri, abbiamo citato Amartya Sen, che la storia è lì per essere esplorata e riraccontata. Non è cancel culture questa, non significa riscrivere le fiabe così perché vogliamo dimenticare il passato. Vogliamo acquisire un altro passato, no? Vogliamo acquisire altri modelli proprio perché sia possibile per le bambine di oggi diventare donne un domani che sappiano guardare in faccia la realtà, che possano immaginare se stesse in questi ruoli importanti, che possano immaginare se stesse come le reggitrici, libere, come le portatrici del come domani. Io credo che appunto sia una tradizione che va rivendicata. Si tratta di violenza, si tratta veramente, la parola giusta da usare qui è violenza. È una violenza simbolica. Pierre Bourdieu ci ha spiegato che non esiste soltanto la violenza materiale e fisica. La violenza simbolica è una violenza che è strisciante, una violenza dolce, come dice Bourdieu, eppure molto molto presente, è quella che determina le nostre vite, il nostro modo di stare al mondo, è quello che determina poi i numeri, le cifre, l'invisibilità, le assenze, questi buchi della storia con cui dobbiamo fare i conti, e però appunto bisogna esercitarsi quotidianamente, no? Parlavamo prima di piccole attenzioni che sono importanti da parte delle istituzioni, ma sono anche importanti nelle nostre vite quotidiane. E le istituzioni si sono dichiarate, le istituzioni internazionali hanno preso posizione su questo. C'è un'agenda ONU 2030 in cui c'è un punto specifico che riguarda la parità di genere, a cui appunto le università e altre istituzioni oggi si devono adeguare, e che presenta anche delle misure che sono molto specifiche, tra cui appunto l'elaborazione di bilanci di genere o quella cosa che si chiama Gender Equality Plan, senza le quali non sarà più possibile già tra 6 mesi fare domande di fondi alle istituzioni europee, per esempio. E anche sul linguaggio, come dicevamo, c'è una lunga storia in cui l'Italia è stata all'avanguardia sin dal 1987 per poi dimenticare totalmente. E nello stesso 1987, tra l'altro, anche il Consiglio d'Europa aveva emanato le sue raccomandazioni per un uso non sessista del linguaggio, e poi è stata la volta dell'UNESCO, che ha diffuso più volte diversi documenti a questo proposito, in cui si vede appunto che non è difficile, questa è anche una cosa importante da far passare, non è difficile usare il femminile, non è difficile pensare che reggitrice porti a portatrice, bisogna però cambiare i nostri modi di pensare, bisogna cambiare, no? Le prospettive a cui siamo abituate e a cui siamo abituati, e tutto questo passa attraverso l'immaginario, attraverso la costruzione di nuovi modelli, ma anche e soprattutto attraverso lo studio, la riflessione, il recupero di tradizioni di pensiero che sono appunto a nostra disposizione. Sappiamo benissimo anche però appunto che questi temi non lasciano indifferenti, lo dicevamo anche stamattina, no? Sono temi incendiari, sembra che ogni volta che si tocca tutto questo si vada a scoperchiare una pentola che bolle e che non si può più richiudere una volta che si è lasciata proliferare. Forse è davvero così, no? Forse davvero stiamo toccando qualcosa che ormai non si potrà più richiudere. Come la vedete voi da questo punto di vista? Ma io sai, quando sento parlare appunto per esempio di violenza e linguaggio, penso subito a una questione alla quale tu hai già accennato, e cioè al fatto che la violenza non è soltanto una violenza materiale, ma esiste anche la violenza psicologica, e il linguaggio è uno strumento fantastico per realizzare la violenza psicologica. Uno strumento che realizza la violenza sia in modo evidente, la violenza degli insulti, la violenza della diminuzione della persona, no? La violenza fatta dall'insistenza su una caratterizzazione sessuale che risponde a modelli che le donne stesse non accettano, a fenomeni molto più sottili di violenza, di cui adesso possiamo riconoscere anche il portato in campo giuridico grazie alla definizione di violenza che è stata data dalla Convenzione di Istanbul, che per la prima volta parla di violenza psicologica
oltre che di violenza fisica, e parla addirittura delle minacce di compiere questa violenza, quindi anche se non è stata esercitata ancora lo è. Ora, se noi ci fermiamo a riflettere un momento sulla violenza psicologica, accanto appunto al lato macroscopico che tutti possiamo cogliere, esistono violenze molto più sottili, che sono le violenze psicologiche fatte, per esempio, attraverso il non riconoscimento del ruolo professionale della donna. Certo. E questa è un'altra ragione, certo, per chiamare le donne con il loro nome. In quanti uffici le praticanti vengono salutate dal capo ufficio con un ciao bella, magari anche con un pizzicotto o una pacca, e magari al giovane praticante si dice buongiorno avvocato, magari così, con un'area un po' paternalistica, però lo si dice. Allora, questa è una forma di violenza. Una forma di violenza è quella che si assiste spesso nel discorso pubblico. Pensate alla televisione, che rimane ancora oggi il mezzo di comunicazione, ahimè, più usato e più diffuso. Pensate agli interventi che fanno le donne nei dibattiti pubblici. In genere ce n'è una su 5, se va bene. C'è certamente questo movimento di critica contro i panel tutti al maschile, ma stasera per fortuna siamo 3 donne, ma continua questa abitudine. Le donne diventano che cosa? Beh, sono quelle che commentano magari sui vestiti, no? Sugli animali o anche sul cibo. Quante mediche abbiamo visto in TV durante il periodo del Covid? A parte Ilaria Capua, forse l'unica, poi tutti gli altri virologi, infettivologi, esperti erano uomini. Questa è una violenza psicologica che viene fatta alle donne, perché non sono invitate. E tutto questo a che cosa concorre? Concorre al mantenimento di un modello femminile inadeguato rispetto alla realtà che la nostra stessa rettrice ha. Però, e con questo credo tu debba concludere, però questo spiega anche perché parliamo di istruzione. Le donne, abbiamo detto, sono più istruite degli uomini. Questo non colma i gap che a livello di istruzione ci sono. Perché? Perché lì troviamo delle segregazioni orizzontali importanti. Un corso di studio segregato, quando il 60% di un genere, no, almeno il 60% si dedica a quel corso di studio. Segregazione dei corsi di studio, quindi le donne in particolare scelgono, ma sempre per stereotipi, pregiudizi, modelli educativi, aspettative che gli altri hanno su di loro e loro stesse alla fine si convincono di avere e di non essere brave in matematica, che scelgono aree umanistiche, sociosanitarie, no? Tenendosi lontane. E i numeri parlano chiaro, ormai da anni, lievissimi miglioramenti da quelle aree cosiddette STEM, che sono appunto scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, che sono le aree a più alta occupabilità e a minore divario reddituale, da come si dimostra. Ecco, qui c'è una segregazione orizzontale che non porta le donne, ma per processi educativi che partono da lontano, per moti di sfiducia personale che partono da lontano. Io non sono brava in matematica, non faccio neanche matematica. Insomma, quant'è affermato questo modello? Che tutte le scienziate di scienze dure vengono considerate delle eccezioni, vengono portate avanti come delle eccezioni. Ecco, quando diventerà noioso parlare di donne eccezionali perché per prime hanno raggiunto qualcosa, saremo a buon punto. Saremo a buon punto. Sì. E qui, Sergia, a questo punto, quasi in conclusione, si introduce ufficialmente il concetto di genere. Si introduce il concetto di genere. Perché io ho l'attenzione alla morfologia, ho usato il concetto di genere, non è il sesso che determina, almeno nella nostra società, perché in altre società forse sì, il futuro di una persona, no? Di una donna per esempio,
ma è il genere, cioè l'insieme di aspettative, di considerazioni che la società, attraverso la tradizione in cui è vissuta, ha stratificato sull'essere maschio o sull'essere femmina. Una prova? Quando una donna aspetta un bambino, una delle prime cose che si chiede è: sai che cos'è? E se vi dice che è maschio o vi dice che è femmina, si aprono 2 quadri diversi. Bene, quei 2 quadri sono il genere maschile o il genere femminile. Quanto di questi quadri ci sia ancora di tradizionale, di quanto questo rappresenti un legame per lo sviluppo delle donne, beh, questo dipende da tante cose, dipende dalla nostra educazione, dalla nostra cultura, dal nostro passato, dalla tradizione, ma dipende molto anche dai modelli culturali che ci vengono proposti oggi e che devono riflettere la dinamicità del genere. Le aspettative su una donna del 2021 non sono le stesse di quelle del 1921. Ecco, noi dobbiamo concorrere alla costruzione di un genere maschile e femminile, e tralascio la parcellizzazione delle altre identità di genere che dobbiamo a Judith Butler, di cui la professoressa Adamo è una grande traduttrice. Dicevo, dobbiamo contribuire alla costruzione almeno del genere maschile e del genere femminile. Per gli altri ci attrezzeremo. No, c'è ben altro. certo, abbiamo detto la parola magica, qui concludiamo su questa parola, no, che sembra scottare quando la si tocca, ma in realtà, come avete visto, non è venuto giù nessun fulmine, siamo ancora tutti vivi e vegeti, vive e vegete, possiamo dire la parola genere, gender si può dire, ed è una parola utile proprio per ragionare su questi temi. Non ha nulla di diabolico, di pericoloso, si tratta semplicemente di prendere atto di quello che avete sentito qui stasera attraverso queste riflessioni, che non siamo soltanto la nostra biologia, la nostra anatomia, la nostra fisiologia, siamo esseri umani, donne e uomini che vivono in una società, in un mondo, che si relazionano gli uni con gli altri, le une con le altre, e che vivono anche attraverso i modelli che i nostri immaginari producono e che vivono soprattutto in una varietà di possibilità. Abbiamo tanto parlato dei modelli femminili, dobbiamo penso concludere qui dicendo che non esiste un solo modello femminile, che non esiste un solo modo di essere donne, ci sono tante possibilità, nel bene e nel male naturalmente. Un'altra parola che oggi è molto utile da mettere in campo qui è quella di intersezionalità. Il nostro modo di essere uomini, di essere donne, non accade nel vuoto, accade in una serie di relazioni che mettono in campo anche l'appartenenza a una determinata classe, a un ceto sociale, a una cultura, a quello che si chiama razza. Quindi le questioni sono ancora più complesse di quello che siamo riuscite in qualche modo a tirar fuori qui questa sera, ma è proprio in questa complessità, in questa diversità che dobbiamo restare. Anche se non abbiamo le risposte in questo momento, però dobbiamo accettare che la complessità delle questioni che affrontiamo sia molto probabilmente la misura del nostro futuro. Credo che con la parola futuro possiamo concludere. Perfetto. Grazie. Grazie mille a voi. Grazie.